Con Valentina Moreschi, una dei rappresentanti di questa terza generazione di macellai, da dove nasce questa storia? Perché lei è da terza generazione ha deciso di continuare questa tradizione. Allora, siamo qua dal 1963, quando mio nonno Walter ha deciso di rilevare un'attività di macelleria dopo che è tornato dall'Argentina, insieme a mia nonna Ermelina, e eccoli lì. Li potete vedere in un quadro ritratto da un nostro cliente in cui ha fatto vedere la nostra prima macelleria. Ha già subito 2 ristrutturazioni, come vedete l'abbiamo ristrutturata durante il Covid, quindi è stato anche un periodo molto difficile. In qualsiasi caso io e mio marito abbiamo deciso di aiutare i miei genitori e rilevare l'attività. Abbiamo continuato a produrre i nostri salumi, tra cui la bondola di Pincara, una bondola di carne che facciamo solo noi praticamente. Che ricalca un po' la tradizione ferrarese della bondola? No, perché è una cosa diversa, sia dalla bondola cotechina che si trova, o la bondiola che si trova a Roma, a Rovigo, e sia dalla salama ferrarese, perché è fatta solo di carni magre, e sale, pepe, aglio e vino rosso. La domanda è, un paese molto piccolo, lei è molto giovane, cosa le ha fatto decidere di rimanere a Pincara e di continuare questa tradizione? Allora, io sono nata a Pincara, ho deciso di crescere la mia famiglia, infatti io e mio marito abbiamo 2 figli che frequentano la scuola elementare qua a Pincara, e abbiamo deciso anche di comprare casa. Io non cambierei mai il paese con un altro. Io sono nata e cresciuta qua e ci vivo benissimo. Abbiamo deciso di affrontare questa sfida, perché alla fine, adesso come adesso, avere una piccola attività è anche difficile, però ci dà anche tanta soddisfazione. I nostri clienti arrivano da varie parti del Polesine e apprezzano i nostri prodotti. Per presentare tutti quelli che lavorano qua con me, prima di tutto papà, che è qua praticamente da quando è stato aperto e ha aiutato mio nonno, cioè suo papà Walter, da appena finite le scuole medie praticamente. È lui il grande norcino, anzi lui ha in programma di andare in Brasile per uno stage per insegnare a fare i salumi ai veneti che si sono trasferiti là. Però ci manca il nome. Oh! Allora, per gli amici Giancarlo, all'anagrafe Giovanni. Lui è stato anche presidente del sindacato macellai di Confcommercio per tantissimi anni. Prima di essere presidente è stato uno comunque dei vari organizzatori, sempre presente per aiutare tutti i macellai della provincia. Sono stati insigniti di le aquile argento, oro e diamante dalla Confcommercio. Ecco mio marito, Marco Munerato, anche lui abita a Pincara da quando è nato e adesso si sta occupando di tagliare i formaggi che noi andiamo a prendere sempre in un caseificio su ad Asiago. Ed ecco l'ultima socia, mia mamma Giampaola, anche lei insignita dell'Aquila come papà, i suoi vari compiti, tra i vari compiti di cui si occupa anche quello di cucinare le nostre bondole, i nostri cotechini, le lingue e anche la lingua salmistrata. La lingua salmistrata segue ancora la ricetta del nonno Walter. Qua dentro è dove avviene la magia, praticamente dove stagioniamo le nostre bondole e i nostri salami da taglio. Come vedete la produzione è abbondante perché ci stiamo preparando per il Natale. E qua rimangono quanto per la Sicilia? Almeno 45 giorni e qui la produzione fatta ieri. Vari cotechini, bondole di carne, bondole miste cotechine e pronti per l'8 dicembre che sarà lunedì prossimo. E il maestro Nocino cosa vuole aggiungere? Noi usiamo solo carne di maiale suino italiano,